Emakume txirrindulariak bira eta bira aritu dira gure errepideetan barrena. Maiatzak 16 eta 21 artean ospatzen diren Durango klasika eta emakumeen 30. bira lasterketetan. Zentzu honetan aipatzekoa da Durango klasika Orika Eskot taldeko Anemiek Banbleuten belgiarrak irabazi zuela. Ordea, aurtengo bira, Zerbelo Bigla taldeko Asley Mulman Hegoafrikarrak eskuratu du. Eta 3. urtez jarraian, aipatu lasterketetan lehian aritu den talde bat izan dugu Gran Hostel Koikili aterpetxean. Zehazki, Aromitalia Baiano italiar taldeak burutu du egonaldia. Beraiei esker, lasterketak gertu-gertutik bizitzeko aukera izan dugularik. Gure baloreak diren kirola, natura edota pertsonak indartuz. Beraz, eskerrik asko guztiagaitik eta hurrengora arte. Grazie mille. Guztioi, hemen gara gaude bi Italiakoekin, Luka eta Luka. Berak dira mekanikoa eta masajista emakumeko bidaren taldea, bai? Ora egingo dugu italiano. Italiakoak dira. Ciao Luca, ciao Luca. Ciao. Abbiamo fatto questo preambolo dicendo che siete meccanico, tu sei il massaggiatore e tu sei il meccanico della squadra Vaiano a Roma Italia. Vaiano a Roma Italia, che sta correndo la Emakume Ndira, che è il Giro dei Paesi Bassi femminile, e vivete a Ochandio nella Koikili a Terpecea, che è l'ostello di Koikili. Che si sta da Dio. Si sta da Dio. Cosa fate nell'ostello? A parte dormire. Sì, insomma, siamo serviti alla grande, perché nel senso, io almeno mi sono trovato molto bene, abbiamo mangiato veramente bene, si mangia sano, una cucina casalinga, quindi sana con tutta roba tipica del posto, poi si vede che è rifinito bene comunque. Anche i dettagli tipo il letto in ferro battuto sono cose importanti, il pavimento. Poi per quanto riguarda il mio lavoro ho trovato veramente attrezzato, c'è il bagno turco, c'è la doccia calda fredda, c'è il lettino tutto strutturato, quindi è perfetto. E le ragazze sono state bene, sono state tranquille, silenzioso, molto disponibili. Per esempio io mi dimenticavo sempre il ghiaccio per i frighi e c'era la madre di Koikili che per fortuna c'era lei ogni volta e me lo ricordava, quindi anche molto attenti nel servizio, ecco. Insomma, tu invece hai lavorato soprattutto con le bici? Certo, nella parte meccanica comunque ho avuto un posto dedicato da parte di Koikili che ci ha attrezzato insomma di un garage dove posteggiare anche le bici, avevamo questo spazio, comunque eravamo più che altro un po' coccolati, insomma, un po' come una famiglia, che è una cosa importante soprattutto per le ragazze. Ovviamente noi avevamo molta più facilità perché eravamo attrezzati per il nostro lavoro, le bici ovviamente oltre a lavare e a sistemarle avevamo anche posto per i nostri la parte meccanica e la parte del camion e della macchina dove potevamo posteggiarli davanti giustamente all'albergo, sempre molto disponibili, dimensione serena e tranquilla. Era un posto molto sereno e anche comunque il centro storico dove piazzare. Sì, noi adesso siamo nel centro storico di Ochandio, siamo in mezzo al fronton praticamente, dove poi di solito si gioca a pelota, dello sport nazionale, se non avete provato. No, e chissà quando proverete, però Ochandio, voi siete a Ochandio, che è questa ridente località in montagna tra i Paesi Bassi, al confine tra le province di Bilbao e quella di Vitoria. Di là c'è Bilbao, di là dall'altra parte c'è Vitoria. sì. Come vi state trovando qua? Beh, siamo stati abbastanza fortunati a avere anche la possibilità di correre a piedi nel bosco. Dal punto di vista naturalistico Koikili ci ha portato a fare questo giro a piedi ed ci è riusciti ad apprezzare la vegetazione del luogo, che è parecchio pregevole e comunque
insomma si sta bene qua, anche a una certa altura, quindi si sta bene, ecco. Non c'è molto inquinamento. Non credo sia solo dal nostro punto di vista, quindi di persone comunque sportivi che vogliono stare tranquilli e apprezzare la natura, quanto anche in generale penso che possano trovarsi bene anche altre tipologie di persone. Voi consigliereste a gente sportiva, diciamo, se ci sono delle corse qua in zona, che ne so io, ma non solo ciclismo, cioè venite a Ochandio, si sta bene? No, anche per le persone comunque che ci sono qui in questo paese, che sono stati molto disponibili anche loro e molto interessati alla nostra presenza in questo 2, 3. Auguri. Auguri. I'm